Enrico Marchi e l'aeroporto accerchiati tra i nemici politici e categorie economiche veneziane. Gli albergatori e i parcheggiatori minacciano di tenere in scacco l'aeroporto, non mollano sulla richiesta di abolire la tassa per entrare nello scalo e portare i turisti all'ingresso dell'aerostazione. Fatti due conti, dice la categoria, in un anno costerà dai 100.000 ai 300.000 euro a struttura. E anche l'associazione consumatori Adusbef appoggia la protesta perché è chiaro che il nuovo balzello finirà per pesare sulle tasche dei clienti degli alberghi. Secondo Enrico Marchi si tratta però di stabilire un principio. Sottolineo che i primi 3 accessi in aeroporto sono sempre gratuiti e quindi i passeggeri non pagheranno mai nulla. Chi paga è chi fa uno sfruttamento commerciale dell'aeroporto. A fronte dello sfruttamento commerciale dell'aeroporto bisogna pagare un corrispettivo. È un elemento, diciamo, elementare che c'è in qualsiasi tipo di situazione economica. Gli albergatori godono anche del sostegno del PD, tanto che il deputato veneziano Andrea Martella ha annunciato un'interrogazione contro l'ENAC che ha autorizzato i vincoli per l'accesso all'aeroporto. Ma quello dei bus navetta privati non è l'unico fronte aperto da Marchi. Le sue accuse alla giunta Orsoni ha lasciato un mucchio di macerie, ha detto nei giorni scorsi. Non sono piaciute ai partiti che hanno governato con il sindaco, tanto che il consigliere Beppe Caccia ha invocato un'inchiesta giudiziaria sulle modalità in cui Marchi ha ottenuto le azioni di Save, grazie, secondo Caccia, ad un regalo fattogli da Galan. Insomma, un accerchiamento quello in cui si trova Marchi, che tende a ripetere di sentirsi come gli americani a Guantanamo.